Le prove di irrigazione condotte nei progetti Rigavit e Aquavitis hanno evidenziato l'importanza di disporre di un sistema di supporto alle decisioni in grado di monitorare lo stato idrico delle viti e fornire indicazioni quindi per irrigare il vigneto in maniera mirata, quindi utili a mantenere un livello di stress idrico controllato. Nel caso della vite è stato osservato come condizioni di stress idrico moderato migliorano l'efficienza di uso dell'acqua, limitano lo sviluppo vegetativo e riducono l'impronta idrica complessiva. Inoltre, queste condizioni stimolano risposte metaboliche che aumentano la sintesi di composti coinvolti nella qualità delle uve dei vini, quali i polifenoli e le sostanze aromatiche. L'attuale contesto vitivinicolo ci pone davanti alla necessità di arrivare a una profonda conoscenza del vigneto. Questo sia per ridurre gli input adattandoli a quelle che sono le reali necessità del vigneto e quindi arrivando anche a una gestione ottimizzata delle risorse, in particolar modo la risorsa idrica, sia raccogliere un gran numero di informazioni per definire le migliori strategie di gestione del vigneto per raggiungere un'ottima qualità delle uve. La prova di oggi ha lo scopo di testare due tecniche di monitoraggio da remoto. Una è tramite il satellite, il Sentinel-2, equipaggiato con dei sensori multispettrali e termici, e l'altra invece ha lo scopo di testare l'efficienza di un sensore multispettrale equipaggiato su drone. L'idea alla base è che la vite in stress idrico chiuda gli stomi e arrivi a ridurre lo scambio di gas e di conseguenza anche una riduzione dell'evapotraspirazione. I dati raccolti dal satellite e dal drone andranno validati e correlati con quelli che sono i reali dati di stress idrico che andremo a campionare, a misurare a terra tramite la camera di Scholander. Successivamente ci sarà un'importante fase di post-processing dei dati raccolti oggi, in cui proveremo a correlare tutte le immagini e i dati puntuali sia del drone che del satellite a quelli misurati in campo, potendo potenzialmente sostituire la camera di Scholander con questi strumenti in modo da coprire un'ampia porzione di territorio in minor tempo. Danes smo v vinogradu Pinele v Šmarjah. To je demonstracijski vinograd projekta Irrigavit. In začeli smo z vzorčenjem. Grozdje je nekje v fazi veraziona, jagode so se začele mehčati. Danes vzorčim točno določeno trto, ker bomo posneli tudi s hiperspektralnim zadronom, s hiperspektralne posnetke in bomo probali tudi spojine v grozdju in v listih, ki jih bomo tudi vzorčili, primerjati z podatki hiperspektralnega snemanja. In začeli smo s prvim vzorčenjem za kakovost grozdja. Namen tega vzorčenja je, da v trenutku ustavimo metabolizem v jagodi. Vzorce zmrznemo takoj, jih odnesemo v laboratorij, kjer jih hranimo na -80 stopinj Celzija, dokler ne naredimo kemijskih analiz. Kar bomo analizirali v grozdju, bodo metaboliti, spojine, ki so odločilne za kakovost grozdja. Na ta način najlažje ovrednotimo kakovost grozdja, glede na različno stopnjo vode, ki jo je imelo na voljo. Danes imamo trgatev poskusnega vinograda Pinele. Vzorčimo grozdje za osnovne fizikalno-kemijske analize in pa grozdje za metabolomske analize, za bolj podroben pregled vpliva sušnega stresa na kakovost, ter tudi listje vinske trte različnih namakanj. Liste vzorčimo zdrave, ne prestare, ne premlade, in dajemo jih v te lončke in jih potem takoj zamrznemo v tekočem dušiku in prenesemo v suhem ledu v laboratorij, kjer jih hranimo na -80 stopinj do analiz kemijskih. Namen je, da ugotovimo, kateri vodni režim
je najbolj ustrezal v smislu kakovosti grozdja pridelanega, ter tudi glede listov, kako se trta odziva na sušni stres na nivoju sinteze spojin. Hkrati danes tudi trgamo grozdje in vseh treh režimov namakanj. Iz njih bomo naredili vino v postopku mikrovinifikacije, ki ga bomo analizirali glede kakovostnih parametrov, zopet profila aromatičnih, hlapnih spojin in nehlapnih, in pa tudi senzorično. L'obiettivo della nostra ricerca è vedere l'influenza di questi diversi regimi di irrigazione sulle foglie, sulle uve, quindi l'impatto che l'irrigazione ha direttamente sulla pianta, ma poi anche su quelli che sono i vini. Andiamo a triturare i nostri campioni, a renderli una polvere per renderli più omogenei ed infine li andiamo a liofilizzare. Per quanto riguarda la degustazione, siamo andati a valutare come i diversi regimi di irrigazione vadano ad influenzare l'acidità, l'amarezza e il corpo dei nostri vini. V okviru namakalnih poskusov projektov Aquavitis in Irrigavit ugotavljamo, da zmeren sušni stres vinske trte, ki ga v nekem sušnem obdobju kreiramo z deficitnim namakanjem, izboljša senzorično kakovost vin na več nivojih. Ta vina so izkazovala občutno boljšo sadnost zaradi večje vsebnosti estrov in tiolov, kot tudi boljšo polnost in svežino v primerjavi z vini, kjer so trte utrpele močan sušni stres. Zaradi posledic podnebnih sprememb je pravilno vodeno namakanje ključno za vzdrževanje konsistentne kakovosti in želenega stila vina. To je še posebej pomembno za tla, ki slabše zadržujejo vodo, kot na primer flišne terase ali griči. Siamo molto felici di questo progetto perché ci dà l'opportunità di lavorare sia a contatto con le aziende del nostro territorio che con l'università. Questo lavoro che stiamo portando avanti grazie all'Università degli Studi di Udine ci dà la possibilità di fare da tramite fra questi studi e la loro applicazione direttamente all'interno del vigneto.